Il molo Duca degli Abruzzi, nella parte pubblica del porto di Rapallo, è tornato alla piena operatività alle soglie della stagione estiva e lo ha fatto grazie all'intervento della Porto Carlo Riva, che ha in gestione il porto privato fino al 2056 e ha in carico da convenzione gli interventi straordinari nella zona pubblica. Ma nella stessa giornata c'è stato anche il primo, determinante, passaggio burocratico per la ricostruzione ed il rinforzo della diga del porto privato, la prima riunione della conferenza dei servizi preliminare, che dà il via ad un iter burocratico che si annuncia snello, in forza dell'ordinanza di Regione Liguria che accorcia i tempi per la concessione delle autorizzazioni per le opere danneggiate. Le autorizzazioni dovrebbero arrivare a fine luglio, poi ovviamente nel periodo di agosto e settembre ultimeremo la nostra stagione estiva, perché pensiamo di avere ovviamente la nostra piccola flotta di barche in porto fino alla fine di settembre, e quindi iniziare a lavorare velocemente per poter arrivare alla primavera del 2020 con un porto che sarà operativo perlomeno all'80%. In questo momento la Porto Carlo Riva sta ultimando i lavori sul molo Langano e riaprirà il distributore di carburante. Sono stati riattivati i servizi di energia elettrica e acqua sul primo pontile una volta verificata la sua stabilità. Siamo in linea con quelle che erano state le nostre previsioni di poter arrivare al 1° giugno e di far entrare in porto circa 70-80 barche che potranno rimanere da noi per tutto il periodo estivo. La diga del porto di Rapallo sarà rinforzata e non solo ricostruita. Secondo uno studio dell'Università di Firenze, dovrà essere realizzata per reggere l'impatto di mareggiate con tempi di ritorno di 100 anni, ossia di forza addirittura maggiore di quella di fine ottobre. È importantissimo che, così come era prima, il porto di Rapallo era assolutamente integrato nel territorio, così lo deve essere anche adesso, e quindi utilizzeremo dei massi naturali per il rinforzo della diga, mettendo i massi invece artificiali tetrapodi solamente al piede, e abbiamo verificato anche la posizione della prateria di Poseidonia e faremo un'opera di trasferimento di questi cespugli in altra zona molto delicata per mantenere il più possibile integro l'equilibrio del sistema.